Elena Di Gregorio, segretaria generale dello SPI CGIL del Veneto. Questa mattina in piazza ci sono anche tanti pensionati. Cos'è che voi chiedete? Qual è il motivo della protesta? Allora, come pensionate e pensionati siamo in piazza oggi perché non condividiamo la politica di questo governo. Pensiamo che la legge di bilancio non dia le risposte giuste ai bisogni della popolazione che invecchia nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di maggiore consapevolezza di cosa implica l'invecchiamento e cosa implica la cronicità nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di una legge nazionale sulla non autosufficienza, che non è una legge che guarda solo agli anziani e ai bisogni degli anziani, ma dà una risposta anche ai bisogni delle famiglie, perché oggi come oggi, quando c'è un non autosufficiente in famiglia, questo peso viene scaricato completamente sui figli e in particolar modo sulle donne, che sono costrette anche a rinunciare al lavoro. C'è un problema di futuro di questo Paese, c'è un problema del lavoro dei giovani, giovani che non hanno nessuna garanzia per il loro lavoro, per la costruzione della loro vita, e questo poi si traduce in una instabilità anche familiare, anche con denatalità. E questo complica l'idea di paese che noi vogliamo. Noi noi quando siamo stati nel pieno del Covid abbiamo detto non vogliamo tornare a come eravamo prima. Le scelte che sta facendo questo governo invece ci riportano esattamente indietro. Invece noi abbiamo bisogno di investire sulla sanità, abbiamo bisogno di investire sulla assistenza, abbiamo bisogno di creare lavoro stabile e sicuro per poter avere delle pensioni stabili e sicure anche per i giovani. Per questo siamo in piazza, perché pensiamo che il futuro di questo Paese si costruisca coinvolgendo tutti i cittadini, anziani, lavoratrici, lavoratori e giovani del Paese.